168 voti favorevoli, 1 negativo, 8 astenuti. È una maggioranza larghissima, quella che oggi ha votato sì al distacco del comune di Sappada dal Veneto e alla sua annessione al Friuli Venezia Giulia, una decisione che il comune bellunese attendeva da 10 anni dopo che i cittadini si erano espressi per il passaggio con un referendum, un iter lunghissimo con il voto odierno che riaccende le speranze e l'entusiasmo del comitato per il ritorno di Sappada in Friuli, con il segretario Alessandro Mauro che festeggia con orgoglio la decisione di Palazzo Madama. Una cosa è certa, il voto di oggi sicuramente è il preludio per il passaggio, nel senso che il passaggio a questo punto avverrà, secondo me, nei prossimi mesi. Il tempo però stringe, non manca molto alla fine della legislatura ed ora la patata bollente passa alla Camera. Dipende un po' dalle forze politiche, secondo me se le forze politiche, cosa che io mi auguro, decideranno, ma sarà importantissimo che decidano così, di non lasciare questo paese a metà del guado senza sapere se è friulano o se è veneto, quindi è necessario che adesso la politica assuma la responsabilità di questo voto e decida quanto prima alla Camera. Ci sperano e ci credono i comitati. Più cauto il sindaco Manuel Piller-Hoffer. Il voto c'è stato, è un primo passo dal punto di vista parlamentare, sappiamo che adesso c'è il passaggio alla Camera. Come amministrazione rimaniamo ovviamente molto cauti perché sono passati 10 anni per arrivare qui e non vorremmo che fosse un passo avanti di facciata per poi abbandonare la cosa e lasciarla lì magari altri 10 anni.